Oggi vi porto a Cossoine, nella città metropolitana di Sassari e precisamente nell'area archeologica di Aidu Corruoe. La comodità è che in un unico percorso si possono visitare due nuraghi di pianta diversa, una tomba dei giganti e i resti di un insediamento che è stato abitato in più epoche. Ma facciamo un passo indietro. Che cosa sono le tombe dei giganti? Sono dei monumenti funerari collettivi della civiltà nuragica, costruiti nell'età del bronzo. Hanno una forma allungata, come un grande corridoio di pietra, con davanti uno spazio semicircolare chiamato esedra, dove si svolgono i rituali. Per secoli i nostri pastori sardi, trovando queste strutture enormi fatte di massi giganteschi, erano convinti che solo le creature di dimensioni sovraumane potessero averle costruite. E da qui la leggenda dei giganti che avrebbero abitato l'isola. In realtà erano sepolture comunitarie, ma il nome popolare è rimasto. Ed eccoci finalmente davanti alla tomba dei giganti. La camera funeraria interna è lunga circa 11 metri ed è realizzata con blocchetti di trachite squadrati e disposti in file irregolari. E ora vi porto a vedere i due nuraghi. Sono completamente diversi fra loro. Il nuraghe Corruoe è un monotorre fatto con grossi massi di trachite appena sbozzati, un ingresso a ogiva conduce alle camere, dove si aprono 3 nicchie contrapposte. Il nuraghe Aidu invece viene definito complesso, con una torre centrale chiamata mastio e 4 torri perimetrali collegate da cortine murarie. La torre centrale conserva ancora circa 8 metri di altezza e all'interno c'è persino una scala ancora in parte percorribile. 2 nuraghi, una tomba e un intero villaggio, tutto insieme a formare il cuore di un'antica comunità nuragica. Questo luogo a Cossoine ci ricorda inesorabilmente quanto sia antica e misteriosa la nostra Sardegna. Se ti è piaciuto questo viaggio, fammelo sapere. Ci vediamo alla prossima settimana.